Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ancora ospite in studio Agostino Bonomo, che è il presidente di Confartigianato Veneto. In questa puntata parliamo di un'esperienza, quella dell'alternanza scuola-lavoro. Recentemente, peraltro, c'è stato a Mestre un convegno proprio sui problemi legati alla gestione di questo aspetto della riforma scolastica. Ci vuole molta buona volontà e in questo, ancora una volta, il Veneto è il primo in Italia, perché è la regione nella quale c'è maggiore disponibilità da parte delle imprese artigiane a ricevere giovani al proprio interno, però accanto alla buona volontà emergono anche i problemi. La legislazione, la normativa è talvolta anche contraddittoria, e quindi anche gli imprenditori artigiani hanno chiesto in questo convegno alle autorità competenti delle risposte. Detto ciò, inizierei chiedendo però una chiarificazione a chi ci sta guardando. Alternanza scuola-lavoro e apprendistato duale sono due facce della stessa medaglia? Beh, hanno a che fare con la contaminazione dell'allievo che è sui banchi di scuola con l'attività, quella quotidiana di un'impresa. Nascono sicuramente come evoluzione dagli stagi che venivano sempre fatti. Negli ultimi 15 anni c'è sempre stata questa contaminazione. Questa è una forma raffinata di contaminazione dello studente con l'impresa. Lo stage non aveva una legge alle spalle prima, ma c'erano delle aziende che si mettevano a disposizione e i ragazzi andavano per dei periodi più o meno regolamentati in azienda. Oggi invece con l'alternanza scuola-lavoro, che è una cosa diversa rispetto all'apprendistato duale, c'è un percorso che è normato da una legge dove l'azienda diventa stazione educante, e questo è il passaggio più importante, per cui non è una cosa così slegata, ma diventa proprio complementare, ma all'interno proprio di quello che è il programma di studio poi che viene concordato con i docenti della scuola, i docenti che seguono il ragazzo sui banchi di scuola, e c'è un percorso all'interno del quale veramente il ragazzo non viene lì a veder lavorare o, come capitava in qualche caso con gli stage, a fare fotocopie o a fare dei lavori che erano lasciati da parte durante l'arco dell'anno. Proprio viene all'interno dell'azienda e fa un percorso che deve essere a tutto tondo, a 360 gradi, proprio perché alla fine di questo percorso lui deve capire come un'azienda è organizzata, quali sono le difficoltà, quali sono gli aspetti organizzativi di un'impresa. Questa è assolutamente una maturazione, come dicevo prima, una forma raffinata di evoluzione rispetto ai numeri che prima sono stati dati, che sono dei numeri di tutto rispetto e partono proprio probabilmente da questa evoluzione, perché ci sono state delle imprese che si sono messe a disposizione con delle punte particolari. La provincia di Vicenza ha 3.300 aziende che hanno dato la disponibilità. Non è una cosa da poco, perché è un impegno importante e una grande responsabilità. È il primo posto in Italia. Il 19,3% delle aziende vicentine ha dato disponibilità, secondo è Belluno con il 19,1% e a livello regionale, ricordavo, il Veneto è il primo, dove con il 17,3% delle imprese con dipendenti disponibili a ricevere ragazzi. La media italiana è l'11,9%, nel Veneto il 17,3%. Il settore in cui c'è maggiore propensione è il manifatturiero, seguito da quello dei servizi e delle costruzioni. Questi sono appunto i dati in nostro possesso. Sì, è evidente che poi ci sono delle difficoltà che variano dal settore di appartenenza. È molto più facile accogliere un ragazzo in azienda dove c'è un laboratorio, un ambiente diciamo chiuso e protetto. È molto meno facile accogliere un ragazzo su un cantiere di lavoro, per esempio un cantiere edile. È evidente anche in termini di responsabilità. Anche in termini di responsabilità, e in effetti una delle specializzazioni della legge che abbiamo voluto e che sono venute dopo l'avvio, dopo lo start-up della legge, era proprio quello inerente alla sicurezza del ragazzo sull'ambiente di lavoro, che sia esso un laboratorio o un cantiere edile, perché il ragazzo non aveva quelle cognizioni, proprio nozioni, proprio la cultura della sicurezza sull'ambiente del lavoro, per cui l'imprenditore si caricava di una certa responsabilità perché aveva una persona all'interno dell'impresa che non aveva fatto di percorsi di acculturamento rispetto a quella che è la sicurezza sull'ambiente di lavoro. Anche questo è stato sistemato con una specializzazione della legge che dice che il ragazzo quando arriva in azienda deve già aver fatto un minimo di percorso, un minimo di corso per quanto riguarda il tema della sicurezza sull'ambiente di lavoro. Ecco, e qua nascono i problemi, nel senso che poi ciascuna scuola, ho scoperto, si regola
in maniera autonoma. Ci sono, come ricordavo prima, normative anche contraddittorie, ad esempio una cosa che in questo convegno, che è stato fra l'altro promosso dal COBIS, che è un'altra esperienza del bilateralismo di cui credo il Veneto debba giustamente andare orgoglioso. Il bilateralismo vuol dire imprenditori e sindacati che si mettono attorno a un tavolo e insieme ragionano per cercare di risolvere i problemi. Dicevo, il COBIS ha promosso questo convegno e tra i problemi che sono emersi, ad esempio, è che il ragazzo all'interno dell'azienda viene parametrato ad un lavoratore. In quel momento è un lavoratore. I lavoratori in Italia sono coperti assicurativamente anche nel tragitto da casa fino al posto di lavoro, e la domanda era: se invece di partire dalla scuola al posto di lavoro il ragazzo parte da casa, è coperto o no dall'assicurazione? E qua ovviamente le interpretazioni sono le più difformi. Detto ciò, però, questi altri problemi che in ogni caso possono andare a soluzione, è positiva secondo voi l'esperienza? Beh, è assolutamente positiva, poi come sempre accade durante poi l'implementazione della legge, l'esecuzione poi della vera attività, nascono alcune difficoltà, ma insomma vanno risolte. Io credo che questa sia una cosa molto buona, quella dell'alternanza scuola-lavoro, che ha a che fare poi con la disoccupazione giovanile, ma ha a che fare anche con la difficoltà di trovare del personale specializzato, del personale che possa andare a lavorare in azienda subito dopo il percorso scolastico, e ha a che fare col futuro delle nostre aziende. Adesso che c'è una ripresa che ormai è consolidata da 2 anni e mezzo, noi abbiamo alcuni settori che sono quelli trainanti, che hanno veramente difficoltà di trovare sul mercato del lavoro delle professionalità, quelle professionalità che servono. Quindi lei ci sta dicendo che il lavoro c'è? Il lavoro c'è, in alcuni settori in maniera importante, e in alcuni settori c'è il fenomeno anche che c'è un po' di concorrenza, nel senso che si stanno portando via i dipendenti tra un'azienda e l'altra, proprio perché di disoccupati non se ne trovano. Ripeto, non c'è più una piena occupazione per cui chiunque può trovare un posto di lavoro. C'è una specializzazione dei posti di lavoro e il personale qualificato, per esempio in alcuni settori come la meccanica, piuttosto che l'abbigliamento, piuttosto che il settore orafo, piuttosto che la concia, soprattutto in virtù del fatto che su questi territori anche la legge, quella riguardante l'impresa 4.0, ha avuto una esecuzione importante, ha trovato aziende che veramente hanno investito, si sono innovate, hanno messo al loro interno dei processi di digitalizzazione estremamente importanti, e questi necessitano del personale che sia in grado di utilizzare questi macchinari e di essere all'altezza con i tempi. Per cui il fatto che ci sia una contaminazione sempre più importante, sempre più pregnante fra impresa e scuola, ha a che fare con il futuro non solo delle nostre aziende, non solo dei ragazzi che oggi sono sui banchi di scuola e domani saranno o maestranze di queste imprese, ma perché no, anche imprenditori. Avere questo tipo di percorso sicuramente ci dà una certezza che i ragazzi, quando usciranno, saranno in grado, in maniera maggiore rispetto a prima, di andare a lavorare con soddisfazione reciproca. Anche perché, a fronte dei dati positivi che ho dato prima sulla disponibilità delle aziende, va segnalato che in Italia solo il 4,1% dei giovani under 30 studia e contemporaneamente sta frequentando dei corsi di professionalizzazione, cioè il 4,1%. La media europea del 14,6% e la tanto vituperata Germania addirittura il 22,4%. Qua abbiamo decisamente bisogno di recuperare. Un altro aspetto interessante di questo convegno a cui ho partecipato era che anche gli imprenditori artigiani dicono che è utile, sia perché possono in qualche maniera vedere di trovare delle professionalità per il loro futuro, ma anche perché la presenza dei ragazzi li obbliga a ragionare sulla sicurezza in azienda. Dice, dove magari si danno scontate alcune cose, l'ingresso di una persona esterna ci obbliga a rivedere un po' il tutto. È un bel confronto, ecco, da tutti e due i punti di vista. È all'onore delle cronache purtroppo il fatto che, forse complice anche l'aumento delle ore di lavoro, c'è un aumento degli incidenti sul lavoro, e purtroppo anche gli incidenti mortali. La statistica però ci dice che non è solo legata, non è proporzionale l'aumento delle ore di lavoro con l'incidenza poi di questi fenomeni, ossia quelli degli incidenti sui luoghi di lavoro. È chiaro che questa è una cultura, quella della sicurezza sul luogo di lavoro, che è in evoluzione e che ha a che fare anche con le moderne tecnologie,
e che ha bisogno di continua formazione, perché sul luogo di lavoro la sicurezza deve essere tendente allo 0 eventi infortunistici. Poi il 0 eventi è un obiettivo che è difficile da cogliere in pieno, però la tendenza deve essere quella che tutti i giorni ogni imprenditore, ma soprattutto anche ogni lavoratore, deve stare molto attento. Poi se andiamo a spacchettare i dati dell'infortunistica andiamo a vedere che ci sono dei settori più colpiti e altri meno colpiti, e studiando questi dati bisogna mirare anche degli eventi formativi e delle azioni nei confronti di chi è più esposto al rischio. Ecco, per concludere ricordo che a suffragio di quanto dice Agostino Bonomo e di quanto nel Veneto ci si creda all'alternanza scuola-lavoro, la nostra regione è stata la prima a siglare un accordo interconfederale sulla promozione dell'alternanza scuola-lavoro nelle imprese artigiane e nelle piccole e medie imprese. Credo in conclusione di dire che questa esperienza di alternanza scuola-lavoro sicuramente serve al mondo del lavoro perché può trovare figure maggiormente professionalizzate, ma anche i ragazzi devono viverla con, mi viene da dire, la dovuta serietà. Non è solamente un modo per bigiare un'ora nelle aule scolastiche, perché può essere realmente un'opportunità professionale da lì agli anni a venire. Grazie. Complimenti, devo dire, al mondo artigiano ancora una volta, perché l'esempio della bilateralità che è nata qua è un esempio che viene portato avanti in tutta Italia. Il fatto che imprenditori e sindacati siano insieme a cercare di risolvere dei problemi che nascono in soluzioni, in ipotesi positive, credo sia veramente un bel esempio, ancora poco imitato peraltro. Grazie a voi, alla prossima.